Per chi non lo sapesse, questa è una collaborazione proficua che prosegue ormai da diversi anni e che nelle scorse edizioni ha visto la realizzazione di importanti progetti. Ricordiamo la Missa Ducalis di Jacopo Tomadini, il Gloria di Francis Poulenc, la Missa Solemnis di Albino Perosa e l'anno scorso il Te Deum di Anton Bruckner. Questa è una collaborazione che si concretizza non a caso, sempre in questo periodo, nel mese di dicembre, in preparazione alle festività natalizie. È un'occasione per portare attraverso la musica un augurio a tutto il nostro territorio. Quest'anno, in particolare, il progetto vede il coinvolgimento, come avrete visto dalle locandine e dai programmi di sala che sono disponibili all'entrata, il coinvolgimento dell'ensemble strumentale del Conservatorio di Udine, per i quali alle mie spalle sono già preparate le postazioni, e del Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia, una formazione diretta da Petra Grassi e di recente costituzione, tant'è vero che si è formata nel mese di ottobre del 2016 per volontà dell'Usci e nel 2017 ha già partecipato a importanti eventi e manifestazioni, tra cui il Festival Nazionale Officina Corale del Futuro a Montecatini Terme e Firenze, la Settimane de Culture Furlane e la Lunga Notte delle Pieve in Carnia, solo per ricordarne alcune. Questa sera ascolteremo, come saprete, una pregevole e poco nota pagina di Ottorino Respighi, la Lauda per la Natività del Signore, scritta per soli, coro, strumenti pastorali e pianoforte a quattro mani, composta nel 1930 per l'Accademia Chigiana di Siena. Il testo della Lauda è attribuito a Jacopone da Todi e rappresenta il dialogo tra un angelo, questa sera interpretato dal soprano Laura Ulloa, Maria, il mezzosoprano Lilia Kolosova, un pastore, interpretato dal tenore Fabio Cassisi, peraltro anche corista del Coro Giovanile Regionale, e il coro, in uno stile che si richiama all'antico sia nella scelta del testo che nell'essenzialità della forma musicale. Questo concerto, che è stato ideato e diretto dal maestro Walter Temel, si aprirà però con l'esecuzione della Serenata per 10 strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso, opera 44, di Antonín Dvořák, a cui seguiranno poi, ascolteremo, due pagine corali eseguite dal coro a cappella, Oce Nash di Alfred Schnitke e il Cantate Domino di Josu Elverding. In chiusura della serata, quindi al termine della lauda, ascolteremo Schnee Stille, un'opera composta su una melodia di Franz Gruber da Alessio Venier, violinista e compositore, nonché recente diploma di secondo livello con lode e menzione al Conservatorio Tomadini. Una proposta musicale quindi varia, eterogenea, sia per scelta di repertorio che per organico. Questo è il motivo per cui questa serata vedremo alle mie spalle cambiare continuamente la scena. Approfitteremo dei vari momenti di stacco per interventi, saluti, ma da subito vi chiedo la pazienza di consentire allo staff di preparare le postazioni per il programma che di volta in volta andremo ad ascoltare. Desidero sin d'ora ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, in primis il Conservatorio Jacopo Tomadini, con il suo direttore, presente qui questa sera, il professor Virginio Zoccatelli, e ricordiamo anche il presidente, il professor avvocato Ludovico Mazzarolli, e un ricordo particolare al precedente direttore, il professor Paolo Pellarin, che in questi anni ha sempre creduto fortemente in questa proficua collaborazione. Un ringraziamento anche all'Usci, Friuli Venezia Giulia, con il suo presidente, il professor Franco Colussi, il vicepresidente, qui presente Federico Driussi, peraltro l'anima di questa collaborazione, il motore che negli anni a suo tempo ha intrapreso questa via e ogni anno si dà da fare e si impegna molto perché questa collaborazione vada avanti. Un ringraziamento a tutte le cariche dell'Usci presenti questa sera e un grazie di cuore ovviamente ai protagonisti, a tutti gli artisti coinvolti,
i musicisti del conservatorio, i coristi, la loro direttrice, i solisti e il direttore del concerto, il maestro Walter Temel. C'è soltanto un paragrafo ancora nella seconda pagina, non vi preoccupate. Un ringraziamento alla parrocchia del Duomo di Udine, a Monsignor Luciano Nobile, per l'ospitalità in questa magnifica chiesa. Ogni anno una delle tappe di questo progetto si svolge in questa sede ed è sempre un piacere ritornare in questa chiesa. Un grazie doveroso anche agli enti sostenitori, alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Friuli. Prima di lasciare la parola alla musica, vi invito all'entrata anche a trovate il libretto che contiene l'intero cartellone di Nativitas e quest'anno conta ben 160 appuntamenti corali su tutto il territorio regionale e non solo. Questa sera abbiamo 2 concerti importanti inseriti in questo cartellone, ma il cartellone va avanti, continua fino a metà gennaio, quindi potete trovare molti altri interessanti spunti per ascoltare musica dal vivo. A questo punto non mi resta che lasciare lo spazio alla musica e ricordarvi che per poter godere al meglio di queste pagine musicali di rara esecuzione, la cosa migliore è staccarsi per un'ora dal mondo e possibilmente spegnere i telefoni cellulari. Invito quindi a prendere posto l'ensemble strumentale del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, diretto dal maestro Walter Temel. A tutti un buon ascolto.
bello sentire questo entusiasmo da parte del pubblico già soltanto per la prima parte di questo concerto, che non posso dire appena cominciato, però non siamo nemmeno a metà ancora, quindi molto bello. Mentre alle mie spalle, come vedete, la scena cambia e ringrazio prima di tutto i musicisti del conservatorio che hanno aperto questa serata con questa serenata di Dvorak. Volevo spendere, in questo rapido cambio di scena, solo 2 parole brevissime sul coro giovanile che andremo a ascoltare adesso. E il coro giovanile nel suo organico completo è formato da 35 giovani, compresi tra i 18 e i 30 anni, forse una eccezione, ma comunque insomma questo è il range d'età. Dopo ce ne sarà un'eccezione particolare, ma ve la svelerò dopo. Sono giovani che provengono da tutte le province della nostra regione, da diversi cori, da diverse esperienze, da diverse formazioni. E il bello di questo gruppo è che mette insieme appunto ragazzi desiderosi di fare un'esperienza comune, condivisa, e anche puntando su un concetto forte, quello della qualità, sia della proposta musicale che dell'esecuzione e dell'interpretazione. Il gruppo non è chiuso, questo era il punto su cui volevo arrivare, ovvero l'organico non è definito, è sempre aperto, ed è sempre aperto a altri giovani desiderosi di fare questa esperienza. Come accedere al coro giovanile regionale? Non è difficile, non c'è un rito di iniziazione particolare, si chiede solamente a chi vuole, e qua vedo facce anche giovani questa sera, quindi l'appello è aperto a tutti, anche amici, conoscenti e parenti, è quello di presentare una piccola audizione, una piccola registrazione sul sito www.uscifvg.it. Potete trovare tutte le indicazioni per fare questa piccola audizione. Niente di spaventoso, niente di difficile, è solo un segno così di impegno già a priori. Detto questo, sento che c'è silenzio alle mie spalle, mi confermate che è tutto pronto? E allora non mi resta che invitare il coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, diretto da Petra Grassi.
jaunari, cantuberia, canta, canta, jaunari, nur gustia, canta, jaunari, canta, jaunari, canta, jaunari, jaunari. Canta, jaunari, cantuberia, canta, canta, jaunari, canta, jaunari, nur gustia, canta, canta, jaunari, canta, jaunari. Benedicite nomini Deus, benedicite nomini Deus, sanctificate diem de dies, salutare, Mi pare che la serata sia un crescendo continuo, quindi il bello ha ancora da venire. Siamo qui per la lauda per la Natività e tra poco andremo ad ascoltarla. E visto che i preparativi qua sono più impegnativi, io chiamerei i due rappresentanti dei due enti coinvolti, delle due istituzioni coinvolte in questo progetto. Abbiamo presenti il direttore del Conservatorio Tomadini, il professor Virginio Zoccatelli, e il presidente dell'USCI Friuli Venezia Giulia, il professor Franco Colussi. Cedo loro la parola per un saluto. Grazie. Buonasera a tutto il gentile pubblico. Che è accorso a questo concerto. Grazie naturalmente all'USCI FVG
per condividere questi momenti di crescita, di formazione e artistica. Un applauso anche a Luci FVG che ci affianca in questo processo di reciproca crescita. Devo dire un grazie di cuore a tutti gli artisti che stasera sono esibiti, un grazie particolare al maestro Temel e alla maestra Petra Grassi, perché mi hanno trasmesso un senso di pace. Un senso di pace per chi ha un'esperienza profonda dell'ascolto è normale, ma oggi nella società contemporanea non è così normale. Noi viviamo in un periodo nel quale il mostrare, ma soprattutto il dire, è qualcosa di costante. Molto meno è valorizzato il momento dell'udire, quella U che noi mettiamo davanti al dire, che è un elemento di conoscenza profonda. Scorgendo attentamente il programma, noi ascoltiamo delle musiche che provengono da tutta Europa, dalla Russia, finiremo con l'Italia, ma abbiamo anche sentito i canti che hanno declinato linguaggi russi, latino, italiano, inglese. Ecco, questo senso di pace deriva proprio dal fatto che la musica non ha confini, non erge barriere. La musica è un elemento di fratellanza e questo elemento di fratellanza è inquantificabile, è un grande valore per la nostra società. Quindi la musica, questi momenti vanno difesi anche dalla società, anche dalla politica, anche dalle istituzioni, perché sono un momento fondamentale per la crescita evolutiva di un paese. Sono momenti fondamentali che vanno sostenuti e che danno anche il coraggio e l'energia a noi operatori del settore per impegnarci in maniera sempre più approfondita e seria nell'offrire questi momenti di grande pace, di grande serenità, perché anche l'anima ha bisogno dei suoi alimenti. Concludo prima di dare la parola al collega Franco Colussi, che poi alla fine ci sono dei momenti di unione tra quello che dicono i grandi filosofi come Aristotele e Platone e quello che dice i detti popolari. E cosa dicono? Cito solo questo, che chi opera con le mani è un operaio, chi opera con le mani e con la mente è un artigiano e chi opera con le mani, con la mente, con il cuore, con l'animo è un artista. Grazie. Ringrazio per queste belle parole il maestro Virginio Zoccatelli ed esprimo subito la mia soddisfazione per essere qui questa sera a nome di tutta l'associazione che rappresento, del vicepresidente che è qui con me e di tutti i cori della Regione. È un appuntamento al quale ci teniamo tantissimo e che desideriamo portare avanti anche negli anni futuri. Esprimo subito il mio grazie al neodirettore del Conservatorio di Udine che ha voluto confermare questo appuntamento e studieremo per il futuro formule magari rinnovate o comunque ci prepareremo per tempo per poter offrire ogni anno qualcosa di più bello e qualcosa di più coinvolgente. È un'esperienza formativa che arricchisce tutti coloro che propongono la musica e che stanno davanti a noi, sia i giovani che cantano, sia i giovani che suonano e noi che ascoltiamo. E la musica è indubbiamente un arricchimento, senza di essa non potremmo assolutamente vivere. Quindi grazie al Conservatorio per questa collaborazione preziosissima per noi. Io credo molto nelle sinergie, quello che non riusciamo a fare noi da soli, insieme lo possiamo fare. E credo che anche offrire ai nostri giovani opportunità di questo tipo sia un investimento per tutta la società. Aggiungo a quanto diceva il mio segretario presentando il concerto che il coro giovanile che stiamo sentendo questa sera si è formato un anno fa.
ed è partito da un'idea delle associazioni corali nazionali. In pratica Feniarco ha bandito un progetto e hanno aderito a questo progetto 10 regioni italiane, quindi in questo momento 10 o forse 11 regioni italiane si sono dotate di un coro giovanile e un anno di lavoro ha dato questi risultati che credo siano davvero apprezzabili. Io sono orgoglioso di loro e spero di poterli mandare anche in giro per l'Italia in rappresentanza della nostra regione. C'è qualche proposta anche in festival musicali importanti. Credo che terranno alta la bandiera della nostra regione e quindi faccio a questi giovani i migliori auguri che possano davvero continuare con tanto entusiasmo a cantare e soprattutto che contagino altri giovani. C'è bisogno di questo tipo di contagio. E mi avvio alla chiusura, non voglio trattenervi, ringrazio perché in più vesti questa sera, come vi svelo in anticipo il segreto di cui parlava il segretario, si unirà al coro adesso, quindi in più vesti. Lo ringrazio per la fase organizzativa naturalmente, insieme all'altra segretaria dell'associazione, a Cristiana Pierfilippo, portano avanti un po' tutte le necessità pratiche dell'USCI del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio naturalmente anche tutti i docenti del Conservatorio che hanno partecipato a questo progetto e anche il personale del Conservatorio che ci ha accolti per le prove. Insomma, è una collaborazione che richiede tante persone e tanta buona volontà e che dà però dei frutti che sono davvero tangibili e importanti. Ringrazio anch'io la parrocchia del Duomo perché ci ospita in questa stupenda chiesa, in particolare un grazie a Don Luciano Nobile, e mi corre l'obbligo anche di ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia perché l'USCI ha bisogno del sostegno della Regione così come della Fondazione Friuli. Chiudo naturalmente porgendo un grazie anche a voi che siete qui stasera e che state animando così calorosamente i musicisti con i migliori auguri per le ormai prossime festività di Natale e a questo punto direi anche un arrivederci al prossimo anno perché io e il direttore poco prima del concerto ci siamo scambiati questi intenti e vogliamo proseguire in questa strada. Un grazie straordinario agli strumentisti e al maestro Walter Temel per tutta la passione, per tutta l'energia che vedete riesce a trasmettere a questi giovani. Grazie.
cielo in terra, si colagno il parla, e hai nel cuore acceso a ritrovarti in così vile stalla, lasciane ritrovarla, che te vediam vestito in carne umana, che te vediam vestito in carne umana.
cielo Signor, tuoi c'hai degnato di nascere oggi sì poveramente, da lume tutta gente, che non l'uomo sia de tal dono talume a tutta gente che non l'uomo sia de tal dono ingrato. Talume a tutta gente che non l'uomo sia che tal siam pastori de poca fare. Contenti ne andremo su un poco, lo potessimo toccare.
Scusatemi se non ero pronto col microfono in mano, ma credo che la mia domanda per l'ubiquità sia ferma sulla scrivania di qualche ufficio, forse mancava la marca da bollo. Comunque prima o poi mi risponderanno. Io sono sempre fiducioso che prima o poi riuscirò a essere in due posti contemporaneamente. Detto questo, stiamo arrivando alla conclusione della serata. E l'ultimo brano in programma, non vi anticipo nulla, se non una cosa. Penso che si possa dire, intanto, che in sala abbiamo presente l'autore di questa versione di un brano che molti di voi credo riconosceranno, e fino a qualche giorno fa, penso di poter dire, questa partitura, così come l'ascolteremo questa sera, non esisteva. Ieri è stata eseguita per la prima volta in prima assoluta, questa sera verrà riproposta. Credo che sia il modo migliore per concludere la serata con un sincero e vivo augurio, che è un po' lo scopo di questo progetto inserito in Nativitas, ovvero quello di farci gli auguri per le festività che ormai sono veramente molto vicine. Oggi che giorno è? Il 13? Quanti giorni mancano a Natale? 12, quindi veramente ormai è vicinissimo. La serata può concludersi, cerco con lo sguardo l'ok, bene, le scene sono pronte e manca l'ultimo ringraziamento, quello più vivo, a tutti voi che siete intervenuti questa sera, anche sfidando il freddo, anche sfidando la distanza, e un grazie di cuore per essere stati presenti e calorosi questa sera. Ci salutiamo in musica, Schnee e Stille, nella versione di Alessio Venier, eseguono gli strumentisti del Conservatorio Tomadini, il coro giovanile regionale e dirige Walter Temel.
tutti che hanno fatto uno sforzo incommensurabile, per la mano a tutti gli edifici. Canta jaunari, cantuberria, canta, canta jaunari, canta jaunari, urgustia, canta jaunari, canta jaunari, canta jaunari, jaunari. Canta jaunari, cantuberria, canta, canta jaunari, canta jaunari, urgustia, canta, canta jaunari. Benedicite nomini Eius, benedicite nomini Eius, annunziate diem Dei, salutare, Cantate, exultate et psallite. Exultate et psallite, cantate, exultate et psallite, exultate et psallite, incide et psallite, incide et psallite, voce psalli. Cantate Domino, cantate Domino. Canta jaunari, cantuberria, canta, canta jaunari, canta jaunari, urgustia, canta, canta jaunari, canta jaunari, cantuberria, canta, canta jaunari, canta jaunari, urgustia, canta, canta jaunari, canta jaunari. Domino,
Amen.